Amici di Sportisit, amici di Localcio, buonasera, bentrovati. Questo ennesimo appuntamento, Salvo, dammi conferma che è la 23esima, perché ho bisogno di 23esima. Puntata di Localcio, oggi puntata speciale, almeno rispetto al solito, perché come ben sapete non si è giocato il turno di Serie D, quindi focus totale su eccellenza e promozione in questo lunedì, penultimo lunedì del mese di marzo. Ci avviciniamo sempre di più, no, in realtà non è vero, che siamo a metà marzo, sono fuso già prima ancora di cominciare. Si avvicinano sempre di più le conclusioni dei campionati. Noi oggi commenteremo una nuova pagina della stagione dei campionati dilettantistici, per il momento non con salvorifici, perché arriverà, si spera, nel corso della trasmissione. Oneri lavorativi lo portano per il momento a essere non con noi in questo appuntamento, ma accanto a me, come avete anche potuto vedere dalla locandina di presentazione della puntata odierna, c'è il direttore sportivo del Bagheria Città delle Ville, Ciccio Tantillo. Ben ritrovato. Buonasera Francesco e buonasera a tutti. Noi lo abbiamo avuto come ospite, come ben saprete, ben ricorderete, da R2 Sport nella puntata 0, la puntata pilota di Localcio, del ritorno di Localcio insieme a Salvorifici, insieme a Marco Lo Giudice e a tanti altri ospiti e protagonisti delle vicende del calcio dilettantistico siciliano. Prima di entrare subito nel vivo, vi ricordo di seguirci non soltanto su Facebook e su YouTube, dove potete vedere questa e tutte le altre puntate, episodi di Localcio e tutti gli altri video da noi pubblicati e trasmessi, ma di seguirci anche sul sito www.sportisiri.it e sui profili X, Instagram e TikTok. In questi giorni pubblicheremo tanti altri contenuti, perché oggi c'è stata la Palermo Football Conference, abbiamo intervistato Beppe Iachini, Davide Ballardini e Stefano Sorrentino, quindi anche lì troverete, oltre che sui nostri social, degli estratti di quelli che sono state di quelle che sono state le nostre chiacchierate con questi protagonisti del calcio nazionale. Direttore, iniziamo come di consueto con l'eccellenza. Prima di andare alla lettura dei risultati, ti chiedo un quadro a giudicare da quello che è successo ieri. Ha vinto nuovamente largo il Gela, ha vinto di misura, soffrendo, come sta capitando molto spesso ultimamente, l'Athletic, quindi una partita in meno, ma il distacco lassù è sempre lo stesso. Eh sì, è sempre lo stesso. Io posso dirti che è sempre uno scontro a due in questo momento, dai. Alla fine ancora mancano, mi sembra, 5 partite, 5 partite, quindi ancora Ancora 4. 4 partite, se ne daranno ancora alla grande entrambi, quindi dobbiamo vedere un attimino alla fine che raggiunge prima il traguardo. È un bel campionato anche questo qui, anche lì sotto c'è qualche sfida importante, qualcuno ancora spera nel salvataggio, diciamo, nel salvarsi prima possibile, però a quanto pare anche la lotta ai play-out è una lotta abbastanza combattuta, ecco, questo sì. È una lotta molto molto interessante. Intanto stavo controllando, ho avuto la conferma del fatto che siamo live anche sulla pagina Facebook di Localcio. Abbiamo deciso di estendere anche la trasmissione della trasmissione, lasciatemi il gioco di parole, anche qui del resto è sempre stata la casa di questo contenitore, di questo approfondimento sul calcio dilettantistico. Naturalmente commentate in tanti, condividete in tanti, perché c'è da divertirsi. Del resto abbiamo un ospite di caratura, quindi lo sfruttiamo finché possiamo. Io direi, caro il mio Salvo Geraci, che mi ero dimenticato a salutare e a presentare come di consueto, andiamo a vedere quelli che sono stati i risultati della giornata di numero 26 del campionato di eccellenza Girone A, con l'anticipo del sabato che ha visto lo 0-0 tra Castellammare e Supergiovane Castelbuono. Poi alla domenica 2 vittorie per 4-0, quella del Casteldarcia sulla Folgore Castelvetrano e del Gela sull'Oratorio Marineo. Poi Don Carlo Misilmeri Accademia Trapani 0-1, Lascari Cefalù San Vito Lo Capo 1-0, Marsala Unitas Sciacca 0-2, Parmonval Athletic Club Palermo 0-1, Partinica Audace San Giorgio Piana 1-3, per una classifica che vede sempre, come diceva anche il nostro ospite, il duello a distanza, 4 punti di divario tra i 65 dell'Athletic Club Palermo e i 61 del Gela, 51 per l'Unitas Sciacca, 45 per il San Giorgio Piana, poi Don Carlo Misilmeri 42, Accademia Trapani 39, Parmoval 37, Marsala 34,
Castellammare 31, San Vito Lo Capo 28, Folgore Castelvetrano 27, Super Giovane Castelbuono 26, Casteldaccia 24, Partini Caudace 22, Oratorio San Ciro e San Giorgio Marineo 20 punti e infine Lascari Cefalù 14. Direttore, io prima di andare col primo contributo, che per il momento sarà quello di Don Carlo Misilmeri, Accademia Trapani, e questa è una bella sorpresa, mi riferisco ovviamente alla squadra riaffidata a mister Alberto Amoroso, ti chiedo chi secondo te, puoi anche dire Accademia Trapani, magari ti ho anticipato nella risposta, qual è secondo te la squadra che sta sorprendendo di più in positivo? Qual è la squadra che invece rispetto anche al tuo sentire, anche a quello che ci siamo detti nella puntata zero, ti sta un po' deludendo, quindi la sorpresa negativa del campionato? Allora, quello che diciamo mi sorprende, che relativamente però è una sorpresa perché comunque ha fatto un buon mercato, è il Piana. Quindi diciamo che il San Giorgio Piana sta facendo un ottimo campionato, anche perché è una neopromossa, la prima volta che sta facendo l'eccellenza, e ti devo dire che si trova quarto già in zona playoff. Sicuramente i playoff non si faranno perché c'è questo distacco dello Shakhtar con il Gela già di 10 punti, e mi sembra che sarà difficile che il Gela perde un colpo, quindi sarà difficile che questi playoff verranno fatti. Chi mi ha deluso? Chi mi ha deluso? Eh, non lo so, forse un pochettino il Marineo, Mhm. ma mi ha deluso perché, non perché, attenzione, io conosco tutta la società, perché dopo tutti questi anni di eccellenza, ehm, diciamo, trovarsi penultimo in classifica non è bello, perché già questi campionati, dopo che hai tanta esperienza, bisogna affrontarli con altri spiriti. In questo caso per il Marineo non è avvenuto, quindi mi dispiace veramente tanto perché sono molto legato a questa squadra, a questa società, soprattutto visto e considerato che in passato sono stato anche direttore lì. Quindi paradossalmente dico che ha fatto bene il Piana, sta facendo bene il Piana, che è una mia ex squadra, ma sta facendo male anche il Marineo, che mi aspettavo di più, che è anche una mia ex squadra. Quindi Fondamentalmente hai fatto un viaggio nei sentimenti, tu, esatto. in certo Andiamo, senso. andiamo a toccare i sentimenti, ecco, bravo. Assolutamente sì, tra l'altro stavo appunto per dire, penso ti inorgoglisca parecchio il fatto di vedere una squadra che hai in gran parte costruito tu l'anno scorso e anche qualcuno dei giocatori ne fa ancora parte, vederla lassù. È un po' come io faccio l'esempio dell'anno scorso della Super Giovane, una squadra che ha fatto un campionato a mio parere eccezionale, anche se in quel caso magari i mezzi erano un po' più contenuti rispetto a quelli che, senza nasconderci, sta investendo il presidente Troca, però purtroppo per via di questo regolamento che diciamocela tutta è un po' Sì, vetusto per così dire, sì. non si fanno i playoff. Però guarda, non avevo dubbi che il Piana poteva fare questo tipo di campionato, perché comunque è una società dove veramente, come si può dire, ecco, una società che è forte e che il presidente è veramente quello che cerca di dare il massimo e trasmette anche alle persone che stanno vicine. Quindi magari, ecco, ti devo dire che è una società, ecco, molto ambiziosa. Quindi lo era l'anno scorso, quest'anno lo sta dimostrando. E chissà, magari nei prossimi anni forse il Piana potrebbe anche dire la sua, anche in una classifica ancora più alta. Però dico, già come primo anno sta facendo veramente molto, ma molto bene. Quindi questo ti posso dire che, ripeto, per una neopromossa forse non è mai successa una cosa del genere, per quello che mi ricordo. Sono assolutamente d'accordo con te. Vado a leggere qualche messaggio che è appena arrivato. Vi ricordo ancora una volta potete seguirci su Facebook sia sulla pagina di Sportisili che su quella di Localcio e su YouTube Sportisili TV. C'è Enzo Palmeri che ci saluta. Calogero indelicato, colgo la palla al balzo perché è giusto, è corretto come messaggio. Buonasera, ogni tanto parlate pure dell'Unitas Sciacca, Coppa regionale conquistata, quarti di finale Coppa nazionale, terzo posto in classifica e unica squadra ad aver battuto l'Athletic Club Palermo. Questo è vero. Ha fatto una grande stagione, ha avuto l'unica sfortuna di beccare quello che è il mostro finale dei videogiochi, il Barletta, che è uno squadrone assoluto, anche se il Barletta alla fine ha faticato, quindi bisogna dare merito alla squadra di Angelo Calfano. Infine, prima di andare a vedere le immagini, un messaggio poi in extremis. Un saluto e complimenti per la trasmissione, un abbraccio al direttore da parte di Paolo Calafiore. Mister Calafiore, ex Regina Mundi.
Ti devo dire che il mister è una persona in gamba molto preparata. Poi magari c'è stato anche il cambio tecnico nel Regina Mundi, però tutti stiamo assistendo anche un pochettino agli obiettivi che non sono stati raggiunti per quello che stiamo vedendo in questo momento, perché mi dispiace tanto che Regina Mundi è uscito anche dalla Coppa, poi domenica ha perso col Bagheria e quindi sicuramente si sta mettendo anche dura per quanto riguarda fare anche i playoff, perché se dovesse arrivare a 10 punti dalla seconda in classifica del campionato di promozione Girone B, magari salta anche questo treno. E noi, Girone A, scusami. e noi lo sappiamo che tu, come quando parli della seconda forza del campionato, ti riferisci al Montelepre, ma per il momento non è così. Scherziamo ovviamente, perché poi ci divertiamo, ci siamo divertiti. In questo momento i secondi siamo noi. Esatto, ci siamo divertiti con Piero Gatto e con Mister Guido a parlarne, per par condicio ci divertiamo anche con te. Salvo, andiamo con le immagini di Don Carlo Misilmeri, Accademia Trapani 0-1, continua il volo della squadra di Mister Amoroso, che credo sia aritmeticamente salva perché ha 13 punti di vantaggio sulla Super Giovane Castelbuono, quindi a 4 giornate alla fine ha ottenuto la salvezza e l'ha ottenuta alla grande, con grandi complimenti alla squadra anche del direttore Tosto. Quindi vediamo le nostre immagini dal Giovanni Aloisio di Misilmeri e poi torniamo a commentarle qui con Ciccio Tantilli. Amici di Sportisili, buon pomeriggio, un saluto del vostro Marco Genduso qui pronto per commentarvi la 26esima giornata del campionato d'eccellenza che vede scendere in campo i padroni di casa del Don Carlo Misilmeri e l'Accademia Trapani. Inizia anche il match di questa bellissima sfida tra Don Carlo Misilmeri e Accademia Trapani. Di Manfred liberare Sanna Sardo dentro l'area di rigore, poi rientra, vediamo Sanna Sardo va dietro per Pellegrino col sinistro, non trova nessuno, era quasi diventato un assist per il secondo palo, quasi da Fozzal, ma nessuno arriva lì e dunque prima azione importante anche per Pellegrino. Guarda la porta, forse ci prova, ci pensa ed effettivamente ci prova. Uno col suo piede da lì deve fare però molto di più, perché è un giocatore che ha questo tipo di conclusioni, però forse ha chiesto un po' troppo. Ecco, gli dicevamo Manfredo va a provarlo con il destro, lui invece forse era qui, forse era meglio di no. Per la sottezza del rilancio, poi Secan entra dentro, Secan ancora viaggia su quella fascia, poi cerca un traversone dentro, nessuno devia, sarà però calcio d'angolo, ma quando si accendono quei due, lì è veramente difficile, con Secan e Campanella che quando dialogano, stavolta l'hanno fatto direttamente perché c'è stato in mezzo un intermediario che è stato da Guanno, però insomma, quando Campanella e Secan alzano un po' quelle che sono le loro giocate, l'Accademia Trapani fa veramente tanta paura, lo sa probabilmente il Don Carlo Misilmeri, lo sa soprattutto Mister Napoli che Amendola con il mancino, apertura ottima per Sanna Sardo che arriva contro la porta, sì, contro chiaramente Mistretta, ma si divora il gol. Che occasione per il Don Carlo Misilmeri, questo è calcia, fece il passaggio per la conclusione da fuori, tentata dal solito Romano e poi respinta di Mistretta, un tiro che sembrava centrale, però ben realizzato. Dunque continua ad attaccare il Don Carlo Misilmeri che adesso meriterebbe probabilmente il vantaggio. Alla Secanne, prova a dialogare i due. Adesso Buongiorno, Campanella apre da Guanno, attraverso il secondo palo, Barraco, calcia! E poi la palla entra in porta! Gran bella azione dell'Accademia Trapani che fa 0-1 con il cross di Daguanno al secondo assist consecutivo rispetto anche al match contro il Cefalù, ancora una volta per Barraco che questa volta lo fa molto molto più bello, mezza rovesciata, palo gol, 0-1. Alza la palla, gran bella idea, Mendola entra dentro, Mendola mette dentro e poi la palla va sull'esterno della rete, si disperano tutti, si dispera anche quelli che è fuori, ma questa palla non vuole entrare questo pomeriggio. Poi Longo rientra, prova a vincere il primo rimpallo Longo e Mistretta con un rimbalzo che stava quasi per fregarlo. Dentro per Longo, buca Iannazzo, ancora Longo, calcia sul secondo e poi non arriva nessuno a deviare, l'hanno levata Campanella e Benivegna, hanno salvato l'Accademia Trapani. Signor Rosso Capozzucchi, sempre Romano si impadronisce della battuta, Cosentino di testa, forse deviazione
E poi non c'è più tempo perché dopo 98 minuti finisce la partita, vince l'Accademia Trapani, fa un grande colpo in trasferta e batte una delle corazzate di questo campionato che è il Don Carlo Misilmeri con il risultato di 0-1. E dunque rientriamo, il gol di Barraco, un po' come era successo 7 giorni fa, anche se in quel caso si trattò di un gol, anzi di una doppietta ad arrotondare la vittoria sulla Scaricefalo, in questo caso gol da 3 punti di Barraco. Tra l'altro abbiamo saputo anche di una bella dedica fatta da mister Amoroso e da tutta l'Accademia per la vittoria, un ragazzo, Lamin, grande amico di Mario Secan, che purtroppo se n'è andato, deceduto durante la settimana, quindi quiniamo naturalmente anche noi. Vado a leggere qualche messaggio. Salvatore D'Angelo, tifoso dell'Ascari, che dice: ci restano 4 finali, venderemo cara la pelle, ci arriveremo anche a parlare dell'Ascari. Poi Giuseppe Fiorentino, buonasera al direttore. Salvatore Sannasardo, padre di Vito Sannasardo, tanto anche una tua vecchia conoscenza in un certo senso, Sì, certo. che saluta e ti manda un abbraccio. Poi Maurizio Crispiniano, buonasera a tutti, complimenti al direttore per il percorso fatto, ma soprattutto per la scelta di mister Tomasello, allenatore giovane, che merita tanto per abnegazione e personalità. Ora, bene tutto, ma giovane. Giovane proprio, no? Stiamo scherzando, sappiamo che ci sta guardando mister Tomasello, un amico di Localcio. Ah, ci sta guardando? Penso di sì. Ah. Secondo me sotto mentite spoglie ci sta guardando. Poi Francesca Cuti, la mamma dei Fiorentinos. Di Domenico e Peppe. Ciao Ciccio, ciao Salvo, ci guardano, vabbè, Manfredi, Evan Di Giorgio, anche Angelo Bognanni, parleremo anche di Eccellenza B, naturalmente c'è una bagarre, ragazzi, devastante. Bello, quel In girone è Eccellenza bello. B si inserisce, si incune anche Davide Locascio, che saluta. È un ragazzo che sperate di recuperare quantomeno per il finale di stagione, Davide. Ma sai, Davide è una pedina importante, però purtroppo ha avuto questo brutto infortunio. E allora diciamo che la società si è messa a disposizione per farlo curare veramente come Dio comanda. Speriamo che magari So anche ci dove, dà ma non una faremo pubblicità. magari ci dà una mano alla fine, però purtroppo mancano 3 partite, già il cerchio si sta chiudendo. Però va bene, chissà, può essere che ce lo troviamo il prossimo anno. Chi lo sa? Io lo spero. Chi lo sa? Sì, effettivamente. Io posso dire che l'ho avuto vicino in una circostanza per lui non tanto felice, ma per voi felicissimo. Quando c'è stata la partita con Regina Mundi, lui era a bordo campo infortunato. Si vede che comunque si è ben inserito, si è ben trovato nel gruppo. Manfredi Di Giorgio scrive: buonasera a tutti, direttore, ci vediamo domani, presumo per allenamenti Sicuramente. o altre. No, allenamenti, non abbiamo vizi noi ci alleniamo solamente, quindi alle 14:30 parte questo treno ogni giorno, quindi cerchiamo sempre di mantenere questo impegno. Ecco, vediamo. Rispondo a Mauro Gaiano e poi andiamo a vedere anche altre immagini, perché abbiamo recuperato le immagini di Gela, Oratorio Marineo. Mauro Gaiano mi chiede che ne ho fatto di Totò. Io personalmente nulla, caro Mauro, semplicemente Salvo da un mesetto a questa parte ha obblighi lavorativi da dover rispettare il lunedì sera, e quindi tra altre cose lo spostamento ulteriore di magari una decina di minuti, un quarto d'ora rispetto a quello che doveva essere l'iniziale orario di partenza di Localcio di questa sera, considerando anche l'assenza di Serie D, era dovuto anche a questo. Speriamo che riesca ad aggregarsi quantomeno per la seconda parte di puntata. Andiamo a vedere ora, grazie a Fabrizio Parisi, al quotidiano di Gela, sempre molto preziosi, laddove si parla appunto di città di Gela Calcio, le immagini anche tratte dalla loro diretta del poker servito dai biancazzurri di Mister Cacciola contro l'Oratorio Marineo, e poi torniamo. 4 gol, 4 legni, almeno 10 palle gol create per il successo facile del Gela contro l'Oratorio Marineo. Gara mai in discussione, ma i sorrisi sono pochi in casa bianco-azzurra, perché da Palermo non è arrivata notizia che ci si aspettava. Lo svantaggio dell'Athletic resta infatti di 4 punti. Palla sul secondo palo e c'è subito il gol di Salvo Cocimano che sblocca la partita. 7 minuti, il Gela è già in vantaggio di un gol, la pennata di Privitera, l'incornata di Cocimano, 1-0 Gela.
Privitera, c'è spazio questa volta. Cocimano prova il tiro, palo, fuori gioco, palo clamoroso di Cocimano. Recupera palla Gigante, vediamo che succede adesso. Agudiak, Cocimano, Privitera, trema la traversa, ma c'è il pallone ancora vivo. Gigante, la palla arriva. Vincenzi allunga la falcata, Vincenzi, c'è spazio per Maidana e c'è ancora l'errore clamoroso di Vincenzi. Occasioni a Iosa, uno dietro l'altro. Agudiak addirittura da esterno destro e poi Caronia la raddoppia, 2-0 al 40esimo, il secondo gol del Gela con Caronia. E il cross di Agudiak, si allontana Privitera, Maidana parte, il tiro sulla traversa, la palla è iniziata in porta. Di prima per Gigante, il tiro di Gigante, altro palo, il quarto della partita. Rimane lì Agudiak e poi c'è il gol di Maidana che segna il 3-0 sulla respinta di Marino. Il tap-in è di Marcos Maidana che va a chiudere il match definitivamente. Prestia palla sul sinistro, Prestia prova a innescare, Vincenzi, clamorosa palla gol sbagliata ancora dal Gela. C'è spazio per Agudiak, lascia l'incarico a Bossa che potrebbe andare al gol e sbaglia Bossa. E ci prova ancora Privitera e questa volta la palla entra, il bis di Privitera e il pubblico esulta come se fosse il primo gol, ricordando la prodezza balistica del primo tempo e quella di Castelbuono. Palla per Savasta, area di rigore, Savasta torna all'indietro, cerca lo spazio per il tiro ed è calcio di rigore. Palla toccata con il gomito, parte Agudiak, la para Marino ed esulta pure, non è proprio domenica per Agudiak. Il cross, secondo palo, Vincenzi anticipa anche il portiere e finisce qui. Il Gela ha battuto il rotatorio San Ciro e Giorgio Marineo per 4-0. Vi ricordo le reti: al 7° Cocimano, al 40° Caronia, nella ripresa al 18° Maidana, al 34° Privitera e poi al 42° della ripresa Agudiak si è visto parare un calcio di rigore da parte di Marino e in mezzo 4 legni e tante occasioni. Gela che resta a -4 ma saldamente al secondo posto in classifica, sempre con 10 punti di vantaggio. E dunque rientriamo, l'ho fatto di nuovo brutto Santo Privitera, questa volta vale il 4-0 e non il 3-0 come a Castelbuono settimana scorsa. Allora, direttore, da una parte ci sono, in ordine, spero di non sbagliare, Athletic Palermo Don Carlo Misilmeri, Accademia Trapani Athletic Club Palermo, Athletic Palermo San Giorgio Piana, correggimi se sbaglio, caro il mio Sì. Salvatore Geraci, e infine Partini Caudace Athletic Club Palermo. Dall'altra parte invece abbiamo Città di San Vito Gela, Gela Unitas Sciacca, Partini Caudace Gela, Gela Marsala. Considerando tutte le congiunzioni astrali, bisogni di punti, squadre disperate, squadre sazie, squadre affamate, stanchezza delle squadre sulla carta favorita, quindi Athletic e Gela, motivazioni, secondo te chi ha il cammino più difficile e chi rischia di perdere punti tra le due? Allora, le motivazioni ce l'hanno entrambi, perché ovviamente vogliono vincere entrambi. E poi ogni gara ha la sua, quindi non c'è una partita facile, una partita difficile, perché magari cosa succede? Io gioco l'ultima della classe, non scendo in campo mentalmente, sono proprio a mare e allora alla fine pareggio, lo perdo. Questo te lo dico perché è successo anche a me. In queste ultime giornate abbiamo perso qualche punto dentro casa, quindi alla fine può succedere tutto. Quindi ogni gara ha la sua storia.
quindi non posso fare un pronostico in questo momento chi è più bravo, chi è meno bravo. Alla fine devono essere tutte gare giocate, e comunque quello che voglio dire è che vinca il migliore, questo sì. Naturalmente tra due squadroni, quali Athletic e Gela, sicuramente vincerà chi ha fatto meglio. Esatto. Cristian Costa scrive buonasera al direttore, sono tutti particolarmente Tutti affettuosi, legati. tutti carini questa sera nei tuoi Tutti confronti. legati stasera. Poi Marco D'Amico scrive buonasera a tutti, ciao direttore. Francesco Sì, Marco Acuti D'Amico è il nostro fisioterapista, quindi ha dovuto lavorare parecchio sì, quest'anno. quest'anno sì, molto, moltissimo, guarda. E poi di nuovo Francesco Acuti che torna a salutare me, saluta anche Davide Locascio. Tu hai detto perentorio, e io onestamente sono d'accordo con te, che sarà quasi impossibile vedere i playoff. Ricordiamo lo Sciacca, nonostante il grandissimo cammino fatto, è a -10 dal Genoa, e quindi è proprio la soglia perfetta per non vedere i playoff. Facciamo finta che i playoff si facciano. Posto che una tra Atletic e Gela, più probabilmente il Gela arriverà seconda, e che lo Sciacca ha grandi probabilità di arrivare terza, che è comunque un grandissimo risultato. Secondo te chi potrebbe avere quel piazzamento quarto quinto posto a fine stagione e dire mannaggia, Quindi in questo caso tra Misilmeri e Piana. Piana, Misilmeri, c'è leggermente sotto anche l'Accademia, adesso se Stupo ci agevola di nuovo con la classifica te la vado proprio a No, penso che prendere. comunque l'Accademia è un pochettino più distante come Sì, in punteggio. questo momento Piana 45, Don Carlo 42, Accademia 39, Parmo Valle 37. Non metto il Marsala perché è già più staccato. Ma sai, seguo un pochettino l'eccellenza ovviamente perché mi interessa molto. Ti devo dire che forse come gare siamo sempre di attenzione perché poi sono sempre gare da giocare, ma forse ha un calendario più agevolato il Piana. Quindi penso che potrebbe essere il Piana a essere più favorita, arrivare quarto in classifica. Però attenzione, mi aspettavo di più dello Shakhtar. Sì, ok, come diceva poc'anzi il tifoso nel messaggio, hanno fatto bene in Coppa Italia, hanno vinto la Coppa Sicilia, diciamo la Coppa Italia siciliana, sono arrivati a Barletta, ovviamente con uno squadrone che ha vinto il campionato, già mi sembra con 3-4 Sì, giornate già a febbraio. d'anticipo. Però secondo me in campionato poteva dare ancora di più. Che 10 punti sono tanti, 10 punti sono tanti. Però forse si sono accontentati così per quest'anno. Non so, speravano nella Coppa Italia. Però devo dire che secondo me sia l'Atletica che il Gela non perderanno un colpo. Sono abbastanza d'accordo con la tua analisi. Forse il Piana, ecco, deve giocare con l'Atletica. Sì, Quindi lì magari può soffrire un pochettino, però poi il Piana secondo me manterrà questa classifica. tra l'altro se non erro devono giocare proprio a Piana degli Albanesi, che non è esattamente Non è facile. un campo facile. Poi lì solitamente il San Giorgio con il Mister Chinici, che tra l'altro è anche ex, E tu si considera che lì esalterà. ci ha perso anche il Gela, Esatto. quindi devi Ha considerare anche perso il questo. Gela, ci ha perso la Don Carlo Misilmeri, Esatto. ci ha fatto molta fatica in È Coppa un l'Atletic. campo difficile, Sì, non solo come campo, ma anche come manto. sì, esatto, Non è esatto. un Quando bel. dico campo intendo Mm, mm, mm. proprio quello. E poi vabbè, altre partite come quella contro la Don Carlo Misilmeri di domenica, Don Carlo che sicuramente avrà il dente avvelenato, ma non tanto nei confronti dell'Atletic quanto No, per la sconfitta patita ieri. A proposito di Piana, chiudiamo il nostro treno di servizi relativo all'eccellenza. Andiamo a vedere la vittoria ottenuta dalla squadra di Filippo Chinnici a Terrasini contro un Partinico Audace che con questa sconfitta vede complicarsi moltissimo, forse in maniera irrimediabile, i propri sogni, le proprie speranze di acciuffare la salvezza senza play-out. Buon pomeriggio da parte di Federico Serio, bentornati qui al centro sportivo di Terrasini. Siamo pronti per la partita di eccellenza che vedrà affrontarsi Partinico Audace contro San Giorgio Piana. Lascia poco spazio, ma non offensivo ovviamente. Adesso c'è uno scontro in mezzo al campo, palla subito occupata dalla Pace, che sta a palapiede, va al 10, guarda porta, calcia in porta, un'altra palla rimane là! Però è fuori gioco, segnato al direttore di gara.
sul tapin si era avventato Maltese, adesso il 9 che può sgaloppare su quella fascia, recuperato però subito da Chinnici che distrugge il pallone con l'aiuto di Tuli, poi non c'è fallo, c'è il tiro in porta da parte del numero 9, facile però per Sisè che la blocca in presa sicura. Maniscalco vuole il 10, vuole ancora il 10, vuole il tiro in porta a giro, Sisè però era là, l'aspettava e la para. C'è il calcio posizione diretto e c'è il grandissimo gol di pace direttamente da calcio piazzato, lo fa bellissimo il 10 sopra la barriera, la palla va all'incrocio dove Cascione non poteva arrivare, si sblocca il parziale, adesso è 1-0 San Giorgio Piana. Si avvicina anche Ganci per battere questo calcio posizione, penso che andrà Palazzo, calcio posizione di Palazzo, la palla va sopra la barriera ma non riesce a raggiungere la destinazione, palla fuori che si sa comunque aveva letto già in anticipo. Ancora il 9 va da Maniscalco, è potuto giocare esternamente, presso dai uomini, va ancora dal 9, può crossare in mezzo, una buona palla, salta Pulizzi, poi rimane là e c'è il gol di Pulizzi che chiama i suoi a prendere subito il pallone. Grande inserimento del numero 8 che ha staccato di testa, che con un po' di fortuna ha aiutato tramite una ribattuta di schiena di un difensore, realizza il gol dell'1-1. La Torres vuole puntare, poi raga tutto da mano, vuole lo scarico di prima, la palla dentro, cercare Maltese che è ancora in campo, Maltese realizza subito il gol del 2-1, dopo appena un minuto di gioco all'inizio di questo secondo tempo, cambia il parziale e 2-1 San Giorgio Piana, siete il 9, ha segnato Maltese. Va Ganci sul punto di battuta, va il numero 11 in porta, lì si se l'attendeva, la blocca e presa sicura. Sì, di prima a cercare per il bianco, linea di pressing esaltata, sale il 7, vuole i compagni da servire, va la Torres, può puntare il 20, vuole il tiro in porta sul primo palo, facile però per Cascione che si distende alla sua destra e la blocca in presa sicura. La palla rimasta là, deve proteggere il pallone, perde il pallone dall'assalto di Scalisi, Torres manda avanti Maltese, si vuole autolanciare, va ancora Maltese, è veloce, a tu per tu con Cascione, va Maltese, vuole il dribbling, steso a terra, poi arriva della Scalisi, realizza il gol del 3-1 che forse chiude definitivamente la partita. Grandissima azione del numero 9 che ha dribblato lì Cascione che l'ha steso, vantaggio assegnato al direttore di gara, è stato intelligente qui a dare il vantaggio. È arrivato poi l'Iscarista a chiudere forte, a seccare la palla sotto la traversa, realizzare il gol del 3-1 e forse chiude la partita. Andrà a battere Chinnici sul punto di battuta, va il numero 4, va Chinnici, va col cross sul secondo palo, cercare un compagno, poi rimane là, Cascione la para, poi la palla allontanata e finisce qua la partita. San Giorgio Piana espugna il campo di Teresini, il campo di Casa Portini Cotace, vince per 3-1 e guadagna 3 punti importanti per la classifica. Dunque, bel 3-1 del San Giorgio Piana, tra l'altro copertina, mi azzardo a dire, per Giovanni Pace, che sta trovando una grande continuità al Piana, giocatore che l'anno scorso ha un po' fatto fatica tra Misilmeri, Mazzara, giocatore di qualità, che sta prendendo una bella responsabilità. Credo che indossi ancora la 10 lui al Piano, già una maglia bella pesante. Lotta per non retrocedere. Poc'anzi abbiamo accennato al Marineo, abbiamo accennato all'Ascari che è ultimo. L'Ascari che ha vinto una bella partita ieri contro il San Vito, rimettendo di nuovo nei guai il San Vito, perché il San Vito veniva da una bella striscia di risultati utili con Colombo in panchina. Quando è arrivato Colombo in panchina, ora a +2. Chiedo a Salvo ancora una volta di mettere a schermo la classifica. Riassumiamo. Io non me ne voglia Giovanni Castronovo, non me ne voglia Gianluca Cardinale. Io purtroppo nel Calderone, il Castellammare, devo mettercelo perché 31 punti ed è al 9° posto. Poi San Vito 28, Folgore 27, Super Giovane 26, Casteldaccia 24, Partinica Audace 22, Oratorio 20. Ti chiedo one shot proprio, 4 squadre che vanno ai play, anzi 3 perché da quello che ho fare capito dire perché sono tutti amici. Quindi sono non amici mi anche fare quelli dire. del Salvi, quindi No, guarda, io queste sono domande, guarda, brutte. a trabocche, lo so, sono cattivo. Perché in questo momento ti dico, ti posso dire quelli che sono lì sotto, ecco,
Marineo, quindi Casteldaccia e Partinico, questi qua sarà una grande battaglia, però attenzione, dobbiamo anche vedere un pochettino come finisce il distacco di 10 punti, perché anche lì Esatto, può esatto. succedere che il Marineo potrebbe prendere 10 punti, mi sembra, in questo momento da Castelbuono. Sì. Quindi, però, non so, può essere che non è, perché il Marino comunque deve fare qualche partita importante anche in casa, qualche scontro diretto. Mi sembra che l'ultimo ce l'ha col Casteldaccia, l'ultima gara. Non so con chi deve Mi giocare il sembra di Marineo. sì, mi sembra di sì. Quindi l'ultima ce l'ha col Casteldaccia. Quindi magari questo qua non succederà e si faranno appunto i play-out. Però onestamente ti dico, sono tutti amici e non mi sento di dirti che può avere Anche perché magari. domattina ti voglio lasciare lavorare sereno, col Ecco, bravo. telefono messo in tasca. Perché hai detto che non hai detto? Arrivano telefonate, ma perché? Non Ma sei perché? amico mio. Altro ne approfitto, anche perché stamattina ho ricevuto una telefonata bonaria, perché mi sono occupato io personalmente dello speech del servizio di Lascari San Vito e ho erroneamente tacciato una colonna del nostro calcio come Pietro Balistreri di aver sbagliato 2 gol, quando in realtà ho confuso il numero 9 col numero 8 e mi ha chiamato mente bonariamente, perché alla fine Pietro è un amico, mi ha detto mi hai fatto sbagliare 2 gol che in realtà avrei Ti ha fatto. consigliato qualche ottico, qualche oculista? No, qua nel dettaglio no, però mi ha detto mi hai fatto sbagliare 2 gol Però che io avrei ti fatto. devo dire che comunque anche il San Vito sì, ok, non si trova momentaneamente in acque abbastanza calme, però devo dirti da quando è arrivato anche Mister Colomba, Sì, quando è arrivato Pietro, diciamo che hanno cominciato di nuovo a vincere e comunque siamo tirati fuori un pochettino dalle acque, un pochettino dalle sabbie mobili. esatto. Sono sempre lì, però sono un pochettino più sereni di come erano qualche settimana fa, ecco. Assolutamente sì, ottimo lavoro sia di Vito Battaglia, il direttore Sì, sportivo, sia esatto. di Stefano Colombo che abbiamo avuto proprio qui, proprio la settimana prima che venisse ingaggiato dal San Vito. Siamo lieti anche in un certo senso di avergli portato in minima parte fortuna. Qualche commentino, poi un breve passaggio in Eccellenza B, così poi entriamo nel tuo, speriamo per poco, habitat della stagione, delle ultime 2 stagioni in realtà, ovvero la promozione. C'è Peppe La Barbera, tifoso della Don Carlo Misilmeri, che dice giusto spendere parole per il mio Misilmeri, però un saluto all'ospite di oggi, il Bagheria manca in eccellenza, posso dire, non perché io sono di Palermo e Bagheria è praticamente dietro casa mia. Beh, Ma sai, ma anche in eccellenza perché parliamo di un paese di 70.000 abitanti, cioè di una è già cittadina, chiamarlo paese, infatti, ecco, stavo di per una dire. città di 70.000 abitanti. E poi limitrofe Palermo, ti devo dire che manca davvero Bagheria, non me ne sto accorgendo vivendola. Secondo me è un peccato non avere una cittadina come Bagheria in eccellenza. Speriamo che prima possibile arriva anche questo obiettivo. Assolutamente sì. Poi messaggio da Giovanni Di Salvo che dice: direttore, che ne pensa di Manfredi Di Giorgio, il suo centrocampista grande persona? Ha detto tutto lui, possiamo dire. No, sta sbagliando un attimino perché per ora Manfredi Di Giorgio sta facendo il terzino. Quindi ha giocato domenica a terzino destro, nella seconda parte, sì. Ti devo dire che mi sta dando un grande aiuto. Quindi lo devo un attimino correggere, non mi sta facendo il centrocampista, cioè il Giovanni. Mostro, io stravedo per lui ogni volta, non voglio fare quello, diciamo, la persona perché non lo sono mai stato, schierato, però ogni volta che incontro Ivan Di Giorgio, che è suo papà, mi dice tu la devi smettere perché fai troppi complimenti a mio figlio. In realtà non faccio complimenti a suo figlio, ma dico quello che vedo e penso quello che vediamo tutti. Ma adesso di Manfredi ne parliamo perché voglio dare il giusto spazio e il giusto tempo al Bagheria, al girone A di promozione, È un dobbiamo fare... giocatore che ho voluto, questo ci tengo a precisarlo. Quindi Esatto, quando ma voglio un credo che tu lo giocatore abbia già significa che avuto, se non sì, l'ho erro, avuto a a Marineo quando Marineo. lui doveva ancora compiere 17 anni ed era titolare fermo. Questo già è un altro segnale. Eccellenza B, così diamo uno sguardo rapido perché sta succedendo veramente il finimondo in questo girone, salvo andiamo con le tabelle partendo dai risultati. Di sabato Gioiosa batte Mister Bianco 2-0, Aci Sant'Antonio, poi di domenica Aci Sant'Antonio Nebros 0-1, Avola Palazzolo 1-0, Leonfortese Modica 0-0, Leonzio Ionica 1-0,
Mazzarrone, Imesi Atletico Catania 2-0, Milazzo vittoria 0-0, Rosmarino, Real Siracusa Belvedere 1-1, pochissimi gol in questo turno e dire che di solito nei finali di stagione le porte si allargano. Classifica, perché qui c'è da mettersi comodi. Milazzo e Modica 54 punti per il momento, Milazzo avanti per via degli scontri diretti, ultimo quello di domenica scorsa in quel di Modica, poi Avola 52. Qui solo applausi per la squadra di Mister Sirugo che sta facendo un biennio stratosferico. Vittoria 51, Nebros 50, quindi 5 squadre in 4 punti. Poi più giù a cascata Leonzio 37, Gioiosa 33, Palazzolo, Imesi Atletico Catania e Leonfortese 32, Ionica 30, Rosmarino 29, Aci Sant'Antonio 25, Mazzarrone di Mister Sasautro che sta provando a risalire la china e essere terzultima a 24, Real Siracusa Belvedere 18 e Città di Mister Bianco 6 punti, Città di Mister Bianco che è a un punto dall'aritmetica discesa in promozione, visto che mancano 4 giornate e il distacco è di 12 punti dal Real Siracusa Belvedere. Qui facciamo un passaggio molto rapido, perché ci sono veramente queste 5 realtà. Noi adesso dobbiamo tornare a considerare anche la Nebros, anche se ha 4 squadre davanti e 4 punti a recuperare dalla vetta, però il Milazzo di Bognanni, che a proposito di quello che dicevamo prima sulla Super Giovane, sta costruendo un altro piccolo grande miracolo. Il Modica di quel diavoletto di Pasquale Ferrara che è sempre lì, Città di Avola con, ripeto, Attilo Sirugo e tutta la società dell'Avola che stanno facendo un cammino sensazionale. L'anno scorso vincitori dei playoff, l'anno scorso anche semifinalisti di Coppa, se non sbaglio, Esatto, sì. e quest'anno finalisti di Coppa e attualmente terzi a 2 punti dal primato. Vittoria che con Terranova sappiamo tutti, non possiamo mai escluderlo dalla lotta, e poi la Nebros. E ricordiamo che settimana prossima stranamente non ci sono scontri diretti, almeno non è vero, no, c'è Modica Avola, Quindi c'è. soltanto possiamo dire il vecchio consolidato Pasquale Ferrara contro il nuovo che avanza Cattilo Sirugo. Ti chiedo molto brevemente, per quella anche che è la tua conoscenza del girone, quali sono secondo te le forze in campo, ripeto, a 4 giornate alla fine, che sembrano tantissime, in realtà sono veramente molto poche. Poco fa dicevi proprio questo, che ci sono stati pochi gol in questa giornata. Ma secondo me, visto il campionato molto combattuto tra le prime e anche le ultime, perché qua si giocano sia il campionato, le prime 5, e si giocano anche i playout, le ultime 5. Ti devo dire che non ci saranno tanti gol, perché saranno tutte battaglie, Io ti devo dire che fino a qualche settimana fa il Vittoria era fuori che giochi. Adesso, come mai non si sa, è rientrato che giochi. Forse mister l'effetto Terranova funziona sempre. È un mister che conosce con quella categoria, di conseguenza i risultati quando c'è lui si vedono, ecco. Quindi voglio dire, però è un bellissimo campionato. Non c'è un pronostico ancora da fare. Ancora è presto perché si levano tutti 1-2 punti, il distacco è minimo, quindi ancora se la giocheranno fino alla fine. Saranno tante battaglie queste. Bel campionato quello del girone B. Assolutamente, gran bel campionato. Tra l'altro notavo mentre tu parlavi che mentre la 27esima giornata prevede Modica Avola, il turno successivo, che è l'ultimo del mese di marzo, prevede Milazzo Avola, quindi altre battaglie. Altra partita molto interessante. Tra l'altro analizzavamo anche la settimana scorsa quelle che sono le forze in campo, veramente, e tra altre cose manca da lassù anche l'Atletico Catania, che ha un allenatore molto navigato a questi livelli come Settineri. Sì. Passiamo alla promozione e partiamo dal girone A. Io ho cercato veramente ho scavato ovunque per cercare immagini di Fulgatore e Bagheria, purtroppo non ne ho trovate. Se vuoi te la racconto io la gara. Me la racconti tu, visto che tu eri testimone oculare di questa partita, che almeno a leggere dalla cronaca che è apparsa sulla pagina, praticamente chiunque avrebbe potuto pensare al 41esimo finita la partita. Sotto di un gol, espulso Lucera. Adesso mi racconti tu l'espulsione di Raimondo, perché io una mezza idea me la sono fatta, però la lascio dire a te. Ma non avete fatto i conti con Santostassi? Assolutamente. Non tanto noi quanto la difesa che se non ricordo male il Fulgatore all'andata fu sconfitto duramente. Allora, noi 5-0, 6-0. Infatti noi siamo arrivati, sapevamo un pochettino che questa gara era difficile da fare, però lì si è vista tutta la forza del Bagheria, perché al 30esimo viene espulso
sull'1-0 per loro, viene espulso Raimondo. Per me poteva anche evitarla l'arbitro di espellerlo, va bene, ha fatto questa scelta, ce la siamo portati a casa. E poi che succede? Primo tempo, loro continuano, una partita molto combattuta, per loro era una finale, per loro non capisco come mai, però forse non hanno digerito il 6-0 dell'andata, quindi hanno messo sul piano agonistico in una maniera incredibile. Fortunatamente abbiamo trovato il pareggio e poi ogni tanto una fortuna. Quindi diciamo che anziché subire gol al 97esimo, come è successo in diverse gare in questo campionato, come il Montelepre, come il Borgetto e come qualche altra gara che abbiamo pareggiato all'interno, dentro casa è arrivato anche a noi questo aiuto e abbiamo al 92esimo, il tempo comunque il tempo regolamentare era scaduto e Stassi è riuscito a fare gol e quindi abbiamo vinto, una grande gioia, bellissima, quindi veramente grande prova dei nostri. Assolutamente sì, tra l'altro, prima che me lo dimentico, ed è molto probabile che accada, quindi lo faccio subito, sono arrivati gli accoppiamenti di Coppa e c'è una partita che posso dire che è tutt'altro che scontata, nonostante le forze in campo dicano altro, che è Gemini Messana. E qui occhio al Messana. Diamo un suggerimento al Messana. Ovviamente a noi non ci guadagniamo nulla nel darvi suggerimenti, ma non portate la partita ai rigori, perché il Gemini finora ha passato ovviamente tutti i turni ai calci di rigore, compreso che Mirko Demiere che è un pararigori eccezionale, e poi dall'altra parte del tabellone la partita tra San Fratello Acquedolcese e Borgetto Giardinello, quindi c'è una rappresentante del girone A che potrebbe ancora addirittura sperare nella promozione, perché non dimentichiamo che la vincente della Coppa va in eccellenza, ma anche la finalista, se la vincente della Coppa sale tramite campionato o tramite playoff, anche la finalista. Pensiamo che magari il Messana vince il campionato e si ritrova appunto in finale. Se dovesse beccare, ad esempio, il Borgetto automaticamente è nell'eccellenza perché arriva secondo. Quindi Cosa che poteva accadere per esempio l'anno scorso al San Vito, che già arrivando in finale si è assicurato la promozione perché ha giocato col Vittoria, che esatto. era già no, scusami, col Vittoria, era contro Sì, col Vittoria. Giusto, Vittoria. giusto, perché il Vittoria è in eccellenza, era già. Sì, infatti in semifinale già il San Vito ha festeggiato il salto di categoria. Esatto, battendo il San Giorgio Piana. esatto. Non ricordo se calci di rigore o calci di rigore. perché hanno ribaltato la gara di andata. San Vito che anche in Coppa Italia Eccellenza quest'anno ha fatto molto bene, semifinale di girone, ha perso contro lo Sciacca. No, finale di girone, semifinale complessiva. A proposito di Coppa, io ti voglio chiedere una cosa, perché l'abbiamo, se non ricordo male, chiesta anche a Giorgio Stassi, che è stato ospite a inizio anno. Andando anche a vedere un po', ora nulla togliere, ovviamente, anche perché abbiamo diversi amici che ne fanno parte al Gemini, vi state un po' mangiando le mani per come è arrivata l'eliminazione, soprattutto, e io e anche Salvo, testimoni oculari, la gara di andata, perché eravate sul 3-0 in scioltezza, poi nel secondo tempo il gol del Gemini, l'espulsione di Perricone che ha un po', diciamo, complicato, perché comunque Perricone è un pilastro della squadra di girarci attorno. Forse arrivare 3-0 lì a San Giovanni Gemini poteva dare la possibilità di gestire meglio. Allora, guarda, noi vincevamo 3-0, sul 3-0 potevamo fare il 4 e il 5-0. Però non è andato così, ma non è stato espulso Perricone. Scusa, ammonito sotto diffida, sì. Purtroppo in Coppa Italia, appena prendi 2 munizioni sei fuori. Sì. Quindi noi la gara di ritorno ce la siamo fatta a Gemini con 7 uomini in meno. Quindi Manfredi, il mister l'ha inventato come difensore centrale. Avevamo tanti under in campo, anche il portiere 2007, quindi avevamo circa 4 2007 in campo. E di conseguenza loro hanno messo sul piano, all'inizio quando siamo arrivati il pubblico lì un pochettino, campo un po' particolare perché in terra battuta, non è un campo che conosciamo, quindi alla fine loro sono arrivati ai rigori, sapevano che hanno un grande portiere che fare i rigori perché Mirko, sono tutti incredibili, a noi ha parato 3 rigori. E quindi alla fine abbiamo perso la gara perché siamo arrivati veramente molto decimati. 3 li ha parati anche a Regina Mundi nel turno successivo, quindi diciamo che ribadisco a mister Cosimini, se ci sta guardando,
Non farà o li tirare. alleni a calciare meglio i rigori, visto che comunque ha dei tiratori eccezionali. Però dico la verità, tifo per il Gemini in questo caso, quindi Gemini Messana tifo per il Gemini, perché la Ci squadra sta. che magari ci ha mandato fuori e penso che sia giusto che vada Ci sta, avanti. ci sta, e magari tifiamo anche per il Borgetto, questa è la squadra del Esatto, girone. ma io infatti tifo Gemini Borgetto. Sarebbe una bella finale, anche perché tra l'altro entrambe le squadre, qualunque delle due dovesse riuscire a ottenere il pass per l'eccellenza, poi verrebbero a giocare qualunque delle due nel girone Girone A. occidentale dell'eccellenza, mentre Messana e San Fratello, essendo le squadre del Messinese, andrebbero Dall'altro lato, a girone occupare B. la casella del G. Quindi diciamo che siamo nella condizione di poter dire che possono salire ancora 3 squadre praticamente da ciascun girone, soltanto nel girone C. No, anche del girone C. No, girone C. Soltanto o A o B o C possono salire 3 squadre, una da vittoria al campionato, una da playoff e una da coppa. Esatto. Ora ti chiedo, ora rivesto i panni della persona antipatica. Ti ho fatto notare il rimpianto che tu adesso giustamente mi hai fatto notare anche la questione squalifiche ambientale. San Giovanni Gemini è un catino, lo sanno tutti. Ora veniamo al campionato. In questo momento è sempre lì a tiro il Montelepre. Torno su una cosa che hai accennato tu, ovvero sia i tanti, troppi punti persi in casa, perché io annovero per esempio Margheritese, Alcamo, tu hai menzionato Montelepre, qualcuno potrebbe risponderti è uno scontro diretto e tu potresti rispondermi sono comunque punti persi perché al 95esimo vincevo. Però, basandoci su questi punticini che ha lasciato in casa contro le, tra grandi virgolette, piccole, quindi Alcamo, Margheritese, adesso magari me ne sfugge qualcun altro, Borgetto Giardinello, Che non è piccole piccola, naturalmente che non è piccola. rispetto a posizione in classifica, distacco in classifica in termini di punti, quindi squadre inferiori sulla diciamo sì, inferiori sulla In carta classifica. esatto, In inferiori classifica. sulla carta in classifica al Bagheria Città delle Ville. Quale di questa partita io credo di avere la risposta ti fa mangiare maggiormente le mani, perché magari a quella partita dici se l'avessi vinta sarei quantomeno alla pari col Montelepre e quindi a parità. Io non so adesso magari ho un vuoto di regolamento, non so se in caso di parità c'è scontro diretto o c'è spareggio, se non ricordo. Se dovessimo arrivare prima entrambi, Sì, mi sembra che c'è uno spareggio in campo e neutro. tu di spareggi, tra l'altro sei anche mio malgrado esperto, perché ricordiamo tutti il 2018, Maria, mi lo sembra. spareggio di Cammarata che tu vincesti da direttore del Marineo. Ti ripeto, qual è la partita che tu dici, al di là non vale dire Montelepre, non vale dire Montelepre. Qual è la partita che ti fa mangiare maggiormente le mani non aver vinto tra quelle non vinte in casa? Tutte e quattro. Tutte e quattro, perché abbiamo avuto delle chance in ogni singola gara. Quindi tutte e quattro magari potevi fare un punticino in più, in questo momento magari eri a pari punti col Montelepre, però doveva andare così, ce ne facciamo la ragione. Non penso che noi abbiamo giocato per il pareggio, abbiamo giocato sempre per la vittoria. E questo, magari qualche errore arbitrale. Niente, a noi dispiace tanto, cioè non aver portato il risultato bottino pieno in casa, però è successo, paradossalmente abbiamo fatto benissimo sempre fuori casa e in casa abbiamo, diciamo, qualche partita abbiamo fatto cilare. Pazienza. L'importante è non perdere comunque. Assolutamente sì, tra l'altro ancora il tempo non manca, mancano 3 giornate, ma a proposito di giornate, Salvo, andiamo a vedere in grafica i risultati della promozione al girone A, 23esimo turno che si è giocato tutto ieri, eccezionalmente nessun anticipo, con il risultato forse più clamoroso della giornata, Bagheria 90-0-11 che batte Regina Mundi 3-2, di fatto lo estromette dalle corse di vertice. Alcamo Renzolo Piccolo 2-1, Cus Palermo Margheritese 1-0, Fulgatore Bagheria 1-2, Mazzara Aspra 0-0, Montelepre Valderice 2-0, Sport Palermo Borgetto Giardinello 2-0 per una classifica che vede in testa sempre il Montelepre a 55 punti, Bagheria secondo a 54, poi Regina Mundi 46, Cus Palermo 42, Borgetto Giardinello, Fulgatore Alcamo 33, Aspra 31, 28 Margheritese, poi Sport Palermo 25, Bagheria 90-011 a 22 punti, Mazzara 18, Valderice 16, Renzolo Piccolo ultimo a 11 punti. Ieri sono arrivati anche alcuni
verdetti relativi appunto al campionato, perché ovviamente le squadre dalla Margheritese in su sono tutte salve. Manca ancora un punticino allo Sport Palermo, discorso abbastanza simile per il Bagheria 90-011 di Mister Tarantino, che è ad un passo molto vicina alla salvezza diretta in questo momento. Mazzara Valderice sarebbe il play-out con Renzolo Piccolo escluso, e in questo momento, giusto per 2 punti, si giocherebbe il play-off tra Bagheria e Regina In e questo Regina momento Monti. sì. Esatto. Noi abbiamo sempre parlato in questa trasmissione, con toni più o meno accesi, anche da parte nostra, e conduciamo che solitamente dovremmo essere un pochettino più super partes, però di fronte a certe situazioni facciamo fatica a esserlo. E l'hai detto anche tu prima, il girone A è sempre quello più complicato in promozione. L'anno scorso anche tu col Piana hai avuto a che fare con due rivali belle toste, Parmoval Anche di più. e San Vito Lo Capo, c'era anche il PUS che comunque aveva Anche fatto il un Plus. discreto campionato. Quest'anno ci ritroviamo a vedere praticamente un campionato spezzato in tre, perché vediamo, diciamolo, fino al CUS Palermo, squadre di vertice, Borgetto Giardinello fino praticamente allo Sport Palermo, alla Margheritese, nella fascia centrale, e diciamo lo Sport Palermo si è tirato fuori dai guai vincendo ieri, ma era lì sotto insieme al Bagheria, al Mazzara, Valderice, Renzolo Piccolo. Quindi si è visto un campionato un po' più ramificato rispetto magari all'anno scorso, che magari diciamo spezzato in due, squadre che si salvano, squadre che Esatto, lottano sì, per sì, il sì. vertice. E dispiace, lo dico con grande sincerità, vedere ad esempio l'abbiamo parlato la volta scorsa. Ne riparliamo adesso perché ne avremmo dovuto parlare molto apertamente durante la serata. Non si è più fatto per svariati motivi che non mi sento di discutere qui in trasmissione. Avremmo dovuto dare tanto spazio all'Aspra, alla situazione dell'Aspra. È intervenuto anche il presidente Morgana per cercare di capire, per chiedere anche in maniera proprio da pubblico ufficiale, potremmo dire, da tutore del calcio, di garantire la regolarità delle partite, il massimo impegno, visto che comunque non più tardi della giornata di 2 giornate fa l'Aspra era sceso in campo con la Juniores ad Alcamo prendendo 6 gol. Poi diciamo la situazione sembra essersi leggermente raddrizzata e qualche giocatore della prima squadra è sceso in campo nelle ultime partite, e l'Aspra ieri ha pareggiato tra l'altro a Mazzara, togliendo punti a una squadra che sta cercando di salvarsi. Ti chiedo, tu che comunque hai vissuto tante vite calcistiche, perché comunque sei stato direttore di una squadra che prima ha avuto la grande ascesa come il Marineo e poi ha lottato con l'unghie e con i denti per mantenere la categoria. Sei stato al Piana, che comunque è una società che fin da subito ha dimostrato di avere ambizioni, di vincere, e quest'anno le sta confermando anche con un'altra gestione tecnica. Ora sei al Bagheria, altra piazza che noblesse oblige, vuole fare grandi cose. Ti chiedo se, sia da osservatore esterno, sia magari da persona che le ha anche vissute situazioni di questo genere, in cui comunque difficoltà economiche, gestionali, tecniche, amministrative, se ad oggi c'è magari quell'ingrediente, quell'insieme di ingredienti che possono portare le società, specialmente società che portano un buon nome, perché l'Aspra 2 anni fa l'anno scorso in Sì, eccellenza, sì. 2 anni fa ha fatto una cavalcata eccezionale tramite playoff per salire in eccellenza, ha portato tanti ottimi giocatori fino a quest'anno nella propria rosa. Se ci sono secondo te quegli ingredienti per far sì che certe situazioni si possano evitare, perché io non ricordo a memoria l'intervento di un presidente di comitato regionale per invogliare le società a dire chiudiamo la stagione con serietà, poi se ci sono problemi discutetevi la stagione è finita, oppure discutetevele dal lunedì al sabato e poi la domenica scendete in campo per come è giusto. Eh, magari può succedere che capita a volte che una società non raggiunge l'obiettivo, allora che fa? Si arrende magari e comincia un pochettino a Mhm. tirare remi in barca. Ma come la penso io non funziona così. Bisogna comunque continuare fino alla fine, Sì, dire la propria. Poi se una società fa una scelta, faccio giocare
la juniores, per quello che sia, ognuno a casa propria fa come vuole. Però diciamo che qualche atteggiamento magari qualcuno poteva anche evitarlo, anche nei confronti rispetto nei confronti dei ragazzi, che comunque qualcuno forse e sicuramente ci campa anche la famiglia, non so, può essere. Quindi diciamo che è una cosa importante. Però devo dirti una cosa, qualcuno dice che il campionato è stato falsato, ma io non lo vedo, non lo vedo così, perché l'Aspra con noi ha pareggiato 0-0. Quindi si è anche pure c'è stato anche hanno tirato anche un calcio di rigore Smegna che l'ha sbagliato, però dico alla fine poteva anche vincere con noi l'Aspra. Poi è andato a fare la gara a Montalepre, è andato a pareggiare 0-0 e ci sta. Parliamo di un mister che comunque come Pagano che stava facendo bene, poi alla fine non hanno raggiunto l'obiettivo che si sono prefissati e hanno deciso di far giocare la Juniores. Ripeto, ognuno a casa propria può fare quello che vuole, però sbagliando, perché ci può stare anche il fatto che io non raggiungo l'obiettivo, però cerchiamo sempre di onorare il campionato, perché è anche giusto. Sono assolutamente d'accordo. Dico, è chiaro che parlare di campionato falsato è No, però falsato no, dai, particolare, falsato sempre non particolare. lo vedo falsato Io io. personalmente, per come la vedo io, per utilizzare il termine falsato bisogna arrivare a situazioni come quella che si è vista in Serie C. Falsato Quello significa sì, quando una quello squadra sì, viene esclusa dal quello campionato, una sì, delle squadre, quello quello è sì. falsato. Ma nel momento in cui a volte ci sono anche dei ragazzi, dei ragazzini che hanno 2006, 2008, che sono forti, quindi possono fare anche la L'Aspra sta facendo un differenza. buonissimo campionato regionale Vedi? juniores. Ecco, Altre bravissimo. cose Sono i primi. leggevo poc'anzi, altra situazione sconveniente, che purtroppo a livello giovanile purtroppo accade spesso. Hanno praticamente vinto a tavolino oggi contro il Bagheria 90-011 perché il Bagheria 90-011 è presentato con 10 tesserati e ci sono state le classiche, il dolorino, Ah, la sostituzioncina. Non entro troppo nel merito perché purtroppo queste cose l'ho viste anche con i miei occhi, anche salvo che dall'altra parte della telecamera sicuramente ne ha viste e ne ha commentate di questo genere. Ma ci può stare che un presidente dice: guarda, io ho la Juniores prima in classifica. Esatto. Sono tutti ragazzi che stanno giocando a calcio benissimo. Come la possibilità, vediamo che succede. Non è successo quello che si aspettava e sono ritornati tutti grandi. Tutto qui. In ogni caso, ad Aspra la situazione l'abbiamo vista, ormai sono fuori dai giochi. Ti chiedo, l'abbiamo chiesto se non ricordo male, a Peppe Guida e quindi non posso non chiederlo a un esponente del Bagheria. 3 giornate alla fine. Secondo te, considerando che la palla è rotonda, considerando tutti gli annessi e i connessi, anzi, riformulo la domanda. A 3 giornate alla fine, su una torta da 0 a 100, quante percentuali ti dai di portare il Bagheria, di vedere il Bagheria in 100. eccellenza? 100? Mi è piaciuta questa. Mi è piaciuta. Tra l'altro sabato, ricordami l'impegno di sabato Sabato giochiamo con lo Sport Palermo. contro lo Sport Palermo, partita molto interessante tra l'altro contro la squadra di Grimaudo. Naturalmente guardatela su Sportisiti perché la trasmetteremo in Una diretta. squadra che comunque già è salva. Quindi voglio dire, non so se giocherà come ha fatto il Fulgatore. Proprio, cioè, guarda, ci ha massacrato in tutti i sensi. Tra l'altro, sì, purtroppo non abbiamo non avendo immagini, giusto affidarci al tuo racconto, Ciccio. È chiaro che, tra l'altro, è sempre molto difficile giocare, me lo puoi confermare, da quelle parti in quel versante del Trapani è sempre molto complicato. Situazioni anche particolarmente accese in Accese. termini di tifo, no? C'è molta Sì, passione c'è da quelle molta parti. passione, infatti comunque c'era molto pubblico, ma loro l'hanno messa appunto anche sul piano della rissa, dai, sono stati cattivi fin da subito sono stati cattivi, ci stavano riuscendo, perché se non facevamo gol appunto al 93esimo, le nostre speranze forse non avrei detto 100 in questo momento. Invece forse qualcosa è andato per come doveva andare, allora dico 100. D'accordo, allora, ultima
ultima mini raffica, purtroppo qui devo fare le veci del buon Salvo Ripici che mi ha appena detto, mi ha mandato un messaggio alle 22:37, sto uscendo adesso, Ah, quindi boh. purtroppo ricordiamo il collega Orifici che anche stasera purtroppo mi ha lasciato da solo, poi peggio per lui alla fine, possiamo dire peggio per lui. Ricordiamo che settimana prossima appuntamento diciamo speciale perché il sottoscritto non sarà in sede, quindi faremo un doppio collegamento e questa volta il buon Orifici non ha scuse perché anche in collegamento dal suo posto di lavoro potrà parlare. Sarà una puntata molto così di raccordo per portarci verso il rush finale perché a quel punto mancheranno 2 giornate alla fine della promozione, ne mancheranno 3 alla fine dell'eccellenza. Tra l'altro, eccellenza che si concluderà in maniera molto particolare perché la 29esima giornata si gioca a inizio aprile, la 30esima si gioca il 27 aprile perché ci sarà la pausa di Pasqua e la pausa del torneo delle regioni, ricordo 11-16 aprile in Sicilia per un appuntamento tutto da seguire che naturalmente seguiremo anche noi di Sportisili passo dopo passo. Raffichina molto veloce. Ehm, a differenza magari di alcune situazioni, naturalmente non voglio fare paragoni perché non mi piace. Però noi per esempio quest'anno abbiamo visto, anche per dire nel girone A di promozione, il Montelepre che si è affidato a diversi giocatori provenienti dall'estero. In eccellenza c'è praticamente un'invasione non ditelo a Salvini che l'eccellenza girone A siciliana è piena di stranieri perché altrimenti si arrabbia. Ehm, a Bagheria ci sono due Due se non argentini. sbaglio, e sono Bartoloni e Andrada. Prima c'era anche un terzo, Sì, c'era Garcia che poi è Garcia, andato via. che poi è andato via. Quindi il tuo è un esempio di mercato che senza girarci troppo intorno, anche grazie al fatto che la società ha potuto investire in maniera importante, non ti sei affidato più di tanto alla moda esterofila del mercato. Quindi possiamo dire che tu sei quasi un esponente della vecchia guardia da questo punto di vista, perché comunque vuoi per questioni di bilancio, vuoi per questioni anche di opportunità, comunque gran parte dei giocatori stranieri che sono arrivati in Sicilia negli ultimi anni comunque stanno dimostrando il loro valore. Allora ti chiedo, è ancora possibile fare mercato con i siciliani in eccellenza, Sì, in certo, promozione? certo che è possibile. Io diciamo che tutti i miei ragazzi sono siciliani, quindi sono tutti palermitani fondamentalmente. Invece devo dirti che il Montalepre ha avuto la fortuna di trovare un pacchetto di 5-6 argentini, il portiere mi sembra che è brasiliano, ottimi. Quindi già questa è una cosa magari a scatola chiusa. Quindi a scatola chiusa hanno trovato questi ragazzi che comunque sanno giocare a calcio, stanno dando una grossa mano a Montelepre. Noi sì, abbiamo due argentini, Andrade e Bartoloni, ma che comunque abbiamo prima di selezionarli, ecco, li abbiamo visti, è stato... Io sei tra gli ultimi colpi che Sì, sono fanno. proprio gli ultimi arrivi, ecco. Ti devo dire che comunque gli argentini sono dei ragazzi che vengono comunque, sappiamo, no? Vengono qui per fare fortuna, ragazzi che vengono da lontano, ovviamente hanno un'altra mentalità, questo sì. Lavorano tanto, è diverso da chi è già, diciamo, il palermitano, quello che si trova qui con la famiglia, è tutta un'altra storia. Quindi già loro sono più dedicati al lavoro perché sanno che devono lavorare per poter, come si suol dire, campare. Ecco, questo sì. Assolutamente. Ora ti pongo il tema dall'altro punto di vista, ovvero sia quello del calciatore, perché ne abbiamo parlato per esempio fino alla scorsa settimana con Peppe Duro, che è una tua anche vecchia conoscenza, di quanto sia complicato in un certo senso. Ci vado molto in maniera molto borderline perché voglio evitare anche magari fraintendimenti sia da parte tua che anche da parte di chi ci sta guardando, perché comunque tanti amici, tanti giocatori ci guardano, ci ascoltano. Le difficoltà di rendimento dei giocatori palermitani in Palermo e anche dal punto di vista delle richieste economiche di altre tipo. Hai detto anche tu, hai tanti palermitani in squadra. eh, E in questo momento non sto vedendo la differenza tra gli argentini e i palermitani, ti devo dire la verità. Per quello che vedi anche tu, no?
San Giorgio avanti c'era lo stesso loro, c'era Rosso, Lucera, c'era stesso, Giovenco, Io, esatto. Tarantino per non Sì, c'era Ivan. Anche in questo caso tu possiamo dire che sei l'esponente dell'altro versante, perché molti ti dicono ma i giocatori palermitani non rendono, fanno fatica. Tu invece hai dimostrato che No, non è vero. stanno facendo bene. Non è vero, sarei un ipocrita a dire al contrario. In questo momento ti devo dire che Lucera è capocannoniere del girone. Salvo, se puoi mandare per il momento un attimo in sovraimpressione la classifica del campionato di promozione. Devo dire che Lucera è palermitana, ha fatto 21 gol. Quindi Giorgio Stassi, compreso la Coppa Italia, ha fatto circa 19 gol. Quindi diciamo che i palermitani hanno fatto benissimo. Quindi non vedo la differenza. Ah, vabbè. Capocannonieri su 4 ne avevi tu al piano e in più c'è anche Peppe Esatto. Avevo Amaya che è il capocannoniere nel girone D. Jack Serio capocannoniere nel girone C. Lucera capocannoniere nel girone A insieme a Peppe Duro che ha fatto 13 gol. Quindi dico, voglio dire, l'anno scorso c'era un bell'attacco a Piana. C'era un bell'attacco a Piana. Ti chiedo, e poi chiusura ai risultati delle altre TG, perché c'è anche da celebrare la prima neopromossa del campionato 25-26. Tu poc'anzi hai parlato del Regina Mundi che attualmente è a -9, Meno 8. meno 8 da te, -9 dal Montelepre. C'è una squadra dalla quale, al di là del Regina Mundi, ti aspettavi qualcosa in più, almeno di quelle che erano inizialmente indiziate per fare campionato? Regina Mundi. A parte Regina Mundi. Regina Mundi, lo sai perché te lo dico? Te lo dico semplicemente perché da Regina Mundi ha cominciato a perdere qualche colpo quando si è fatto male Giovenco. Quando si è fatto male Giovenco, Regina Mundi cominciò a perdere qualche colpo. Ma Regina Mundi, l'Aspra poteva fare anche di più. E poi delle altre ecco, quello che non mi aspettavo è il Montelepre. Montelepre comunque alla fine sta facendo sempre un ottimo campionato. Questo, diciamo, sotto gli occhi di tutti lo possiamo dire. Facciamo Rafficona, caro il mio Salvo Geraci, Rafficona di risultati e classifiche degli altri gironi che andiamo in chiusura. Girone B del campionato di promozione, con la giornata numero 23 anche in questo caso. Atletico Messina Nuova Rinascita 3-1, Monforte San Giorgio Pontina 2-0, San Fratello Acquedolcese Provende 1-0, Galati Messana 0-3. Poi la vittoria del Valdinisi in casa del Villafranca 2-1, stesso risultato per Orlandina Sant'Angiolese e infine Sant'Alessio Mistretta 3-2. Classifica: Messana 61, San Fratello Acquedolcese 60, ricordiamo entrambe semifinaliste di Coppa. Poi Orlandina 41, Monforte San Giorgio e Provende 39, Villafranca 37, Mistretta 35, Valdinisi 34, Sant'Angiolese 30, Nuova Rinascita e Galati 20, Atletico Messina 16, Aluntina 14, Sant'Alessio 10 punti. Girone C: Aragona Santa Venerina 1-1, Giarre Belpasso 1-0, Camarat Santa Domenica Vittoria 1-0, Nicosia Casteltermini 4-1, San Pietro Calcio Gemini 0-4, Villa San Sebastiano Serra di Falco 1-1. Classifica: Camarat 52 punti, Giarre 51, Polisportiva Nicosia 40, Gemini 38, Aragona Belpasso e Villarosa 31, Santa Venerina 25, Santa Domenica Vittoria 24 insieme al Casteltermini. Poi Serra di Falco Riposto a 17, chiude il San Pietro a 3, già retrocesso in prima categoria. Girone D, 22esima giornata anche in questo caso, anzi scusate, non 22esima, 23esima, perché c'è ancora un recupero nel turno precedente, è quello tra Cibonaccorsi e Santa Croce, che si giocherà dopodomani. Ma nella 23esima giornata Vigor Gela Pro Ragusa 0-4, Santa Croce Noto 2-4, Ace Galatei Frigittini 1-1, Atletico Megara Gimnica Scordiello 0, Città di Canicattini Priolo 0-3, Niscemi Aci Bonaccorsi 6-0, Scicli Aci Catena 3-3 e la vittoria per 6-0 contro l'Aci Bonaccorsi
incorona il Niscemi campione del girone D di promozione, 61 punti, 50 per l'Atletico Megara, 48 Pro Ragusa, poi Priolo 42, Noto 40, Aci Catena 37, Ginnica Scordia 30, Gela 28, Aci Bonaccorsi 26, Santa Croce 22, Scilli 20, Frigi Intini 18, Aci Galatea 16, Città di Canicattini 15 punti, ricordo ancora una volta, Aci Bonaccorsi e Santa Croce una partita in meno. Siamo in chiusura, ci siamo fatti una bella oretta e mezza di chiacchiere di calcio, sempre un piacere farle con Ciccio Cantino, naturalmente in bocca al lupo per gli ultimi, ti auguro che siano gli ultimi 270 minuti di stagione. Io ti ringrazio per l'invito, crepi il lupo, e spero anche io che siano gli ultimi 270 minuti di stagione, esatto. Assolutamente sì, naturalmente non ce ne vogliono a Montella, abbiamo detto la stessa cosa sia a Piero Gatto che a Peppe Guida, quindi siamo pari, non ci possiamo sbagliare. Ringrazio Salvo Geraci in regia, io mi sto sgolando perché mi si è scaricato il microfono, ma succede anche questo. Appuntamento lunedì prossimo, ovvero il 24 di marzo, saremo soltanto io e il buon Orifici, naturalmente daremo tanto spazio a commenti, ad immagini, a risultati, a classifiche. Tornerà la Serie D, quindi la prima parte sarà dedicata appunto al girone I del massimo campionato dilettantistico nazionale. Grazie per averci seguito, come sempre appuntamento alla prossima.